Amici e amiche di Sicilia Magazine, oggi mi trovo all'interno di un vero locus amenus. C'è il mare e c'è il verde degli ulivi, perché sono all'interno del giardino degli ulivi di Hotel San Pietro, qui dove oggi nasce un progetto nuovo che parte dall'esigenza di celebrare la cucina italiana. Vi porto a scoprire Batu. Venite con me. Parliamo di Batu, ma principalmente parliamo del Grand Hotel San Pietro, che è in una fase di rinascita, di riqualificazione, come è giusto che sia, quando la richiesta, soprattutto in questo momento a Taormina, è gettonatissima. Grossi gruppi imprenditoriali sono venuti ad investire nella città e noi stiamo seguendo questo progetto che mi sembra molto interessante e molto importante, e quindi abbiamo iniziato quest'inverno con una serie di interventi nelle nostre camere, nelle nostre suite, che proseguirà il prossimo inverno con la totale ristrutturazione di tutte quelle che saranno le camere a disposizione. Insieme a questo, ovviamente, bisogna abbinare anche una qualità gastronomica, enogastronomica. Oggi l'importanza del ristorante, l'importanza della gastronomia dentro la struttura alberghiera è molto ma molto sentita. Ecco, quasi tutti ci stiamo attrezzando per poter dare ai nostri ospiti, alla nostra clientela, un qualcosa di diverso. Un ristorante che sia il classico ristorante italiano, il ristorante di albergo, e poi accanto abbinare anche a un ristorante che sia qualcosa di più, un qualcosa che va un po' oltre, con una ricerca spasmodica della qualità del servizio e soprattutto della raffinatezza. Si riparte dall'olivo perché noi qui, come vedete, ci troviamo in un giardino d'ulivi, proprio perché il ristorante, il primo, si chiamava Giardino degli Ulivi, e abbiamo un po' pensato di chiamare il ristorante gastronomico Bato, che in pratica non è altro che l'effiorescenza dell'ulivo, che va da maggio a giugno, però è una parola molto meno comune rispetto tipo ad altre come queste Zagara o quant'altro. E dunque abbiamo dato questo nome per dare tipo una rinascita ad un nuovo progetto e a nuovi orizzonti. Abbiamo deciso di offrire un servizio in più alla nostra struttura e al pubblico di Taormina con un ristorante fine dining. Siamo partiti dall'Ulivo, in quanto siamo all'interno del Giardino degli Ulivi e dell'Hotel San Pietro, e abbiamo con lo chef creato dei menù degustazione che sono in linea con quello che è la filosofia di cucina sia dello chef che della dieta mediterranea. La nostra carta avrà ovviamente un focus centrato soprattutto sull'Etna, su quello che è il territorio, con uno sguardo sulla Sicilia, sulle isole della Sicilia, l'Italia tutta, e uno sguardo anche all'estero, ovviamente incentrandoci anche sulla Francia, che è molto importante a livello vitivinicolo.